Eccoci insieme alla nostra parte, come vi anticipavo, dedicata come sempre alla situazione economico-finanziaria. Come sempre qui con noi ci supporta Stefano Zara, esperto di economia e finanza. Ben ritornato. Buona giornata. Con quali notizie? Di sollievo, di sconforto oppure di stand-by, di attesa in un momento che sembra tutto rallentatore? Diciamo, la lettura di quello che accade giorno per giorno è complicata, no? È sempre stato complicato interpretare il momento in cui si vive, no? Chi fa un commento o ha la necessaria distanza per poterlo valutare, altrimenti è coinvolto anche dall'emotività delle vicende, no? Noi siamo coinvolti giorno per giorno dal fatto che non ci possiamo muovere, che non possiamo vedere le persone che vogliamo, che abbiamo delle limitazioni nei movimenti per andare al lavoro, per trovare gli amici, per fare attività sportiva, i ragazzi a casa che non possono frequentare le zone, cioè viviamo in una serie di tensioni alimentate poi insomma dal fatto che ne parliamo in continuazione anche oltre il dovuto e quindi lo percepiamo, diciamo lo stress percepito è molto più alto di quello che comunque considerevole viviamo giorno per giorno. È sempre stato difficile fare un commento tra virgolette sereno della situazione di crisi. In qualsiasi situazione di crisi dove ci siamo passati, le valutazioni più corrette sono state fatte a distanza di qualche anno. E quindi cosa vuol dire questo? Che noi non riusciamo adesso ad avere un... Depone dell'incapacità che abbiamo di fare le valutazioni a prescindere dalle competenze che abbiamo. Vi faccio un esempio eclatante che di solito faccio quando tengo dei corsi di formazione. Nel 1860 la città di New York, che è in grande crescita, convoca gli esperti più conclamati per fare delle valutazioni sul suo sviluppo. Quindi siamo nel 1860. Alla fine viene fuori che la città di New York non ha alcun futuro. Semplicemente perché in base ai diagrammi, alle proiezioni, agli indici di crescita e di insediamento della popolazione, gli esperti avevano concordato che per garantire la mobilità dei cittadini di New York del 1860 ci sarebbero voluti 6 milioni di cavalli e quindi si sarebbero annegati nel letame. Nel 1900, quindi dopo 40 anni, gli Stati Uniti hanno 1001 aziende produttrici di automobili, quindi abbiamo sempre visto che quando c'è un problema il progresso scientifico poi trova le vie per poterlo superare o risolvere, quando questo è risolvibile ovviamente, ma quando si fanno delle valutazioni in maniera empirica quello che noi chiamiamo progresso non è un qualcosa ovviamente di predeterminato, certo. L'evoluzione stessa, quando a noi ci chiedono di fare delle valutazioni, delle previsioni sui mercati finanziari, non c'è niente di più imprevedibile dei mercati finanziari, ma se le stesse aziende che fanno parte delle borse hanno ormai una capacità di pianificazione che non va oltre i 3 mesi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè è difficile fare delle previsioni e sono risibili anche le previsioni che noi ascoltiamo ogni inizio anno, insomma. Ecco, ma l'investitore, perché tante volte anche dei telespettatori ci scrivono proprio chiedendo di interpellare Stefano gli oracoli. Zara, esatto, gli oracoli, Stefano Zara, l'oracolo, e dire sì, ma in questa situazione particolarissima, che poi ogni volta ci sono situazioni che cosa è bene, come è bene muoversi nei mercati, perché magari c'è chi vorrebbe non perdere, non rimetterci, ha paura che possa succedere qualche cosa di imprevisto, imprevedibile. Adesso abbiamo Biden che ha preso una certa posizione, prenderà certe posizioni che probabilmente saranno, non dico diametralmente opposte, ma non è detto che siano proprio in linea col governo precedente. Questo può scombussolare gli investimenti, potrebbe dare un alert agli investitori, anche piccoli, di comportarsi in un certo modo. È corretto quello che dici, nel senso, facciamo il ventennale della crisi finanziaria che ha visto scoppiare la bolla tecnologica del 2000, no, sono passati 20 anni. Io mi sono ripreso alcuni articoli di giornali in cui alcuni operatori di telefonia, i pionieri di internet che capitalizzano più di Fiat a pochi mesi dal loro lancio in borsa. È un mercato, quello del 2000, partiamo da fare alcune
brevi considerazioni su quel mercato per poi tornare al nostro, no? E capire sostanzialmente cosa ci può mettere al riparo da errori già fatti. Ricordiamoci che la storia si ripete se non se la studia, quindi cerchiamo di capire quello che è successo nel 2000. Nel 2000 c'è una combinazione di elementi, le privatizzazioni, quindi le grandi aziende pubbliche che entrano in borsa e arrivano alle famiglie, quindi Enel, Eni, Telecom, gioielli di famiglia che vengono dal tesoro messi sul mercato e le famiglie cominciano a trovare delle alternative ai titoli di Stato. Euribor 2001 è 4,5, è 4,5. Quindi denaro delle famiglie arriva in borsa, un territorio frequentato da pochi eletti prima o da pochi esperti, tra virgolette, diventa territorio in cui vanno anche le famigliole. Titoli tecnologici, boom di internet, ci sono già 98, 97, 98 qualcuno che dice, ancora qualcuno che afferma che internet è comunque una cosa transitoria e passeggera, che non cambierà il sistema della produzione, che deve essere incentrato sul sistema agricolo e su quello industriale. Questo tipo di considerazione, cioè che internet sia qualcosa di accessorio, rimane per tutto il 2000, 2001, 2002. Amazon nasce nel 98 e nel 2001 è ancora un'azienda che vende libri online, e gli articoli del 2001 parlano di Amazon come quella società che ha licenziato 1300 per effetto dello scoppio della bolla tecnologica e che si è azzardata a proporre ai propri dipendenti la conversione del trattamento delle indennità in azioni proprie. Ricordiamoci che Amazon valeva in borsa nel 2001 $5,5, ne vale oggi 3.100 e qualcosa, quindi sarebbe stata una grande opportunità per i dipendenti aver accettato quel tipo di manovra da parte dell'azienda. Amazon, come l'economia di quegli anni, per effetto di un progresso scientifico che noi non sappiamo valutare perché non appartiene alle nostre competenze, è diventata altro. Ha cambiato pelle, non è più solo quella società che vende libri online, ma è cresciuta nella geologica della piattaforma informatica, ma è cresciuta perché è diventata la società di ogni cosa. Ha ampliato il raggio ha potenziato ovviamente la logistica, che era l'aspetto clou, ed ha esportato quel modo di vendere attraverso internet. Cioè, i modelli non nascono perfetti. Lo stesso Bezos, per diventare quello che è, ha cambiato 2 o 3 volte il suo management, ma un management talentuoso. Kaplan, che era il suo socio agli inizi, è una persona di grandissimo talento, ma ha rinunciato a un socio, a un amico, perché un'azienda, per essere diversa da quella originaria, deve essere fatta da persone diverse, non si cambia rimanendo se stessi, negli affari ma anche nella vita, insomma. Quindi il mondo è profondamente cambiato, l'evoluzione tecnologica è stata importante in tutti i settori, quindi internet ha accelerato alcune cose, ma non c'è solo internet. Nel corso degli ultimi 20 anni il contenuto della rivoluzione digitale abbinato alla biotech, alla grande crescita delle biotecnologie, ha fatto partire tutto quello che è il mondo della robotica e dell'intelligenza artificiale. Questo è stato un volano incredibile nel mondo non solo delle biotecnologie, ma nel mondo dell'ingegneria applicata alle telecomunicazioni. Già agli inizi del 2000 il telefonino oggi è già qualcosa di diverso rispetto a quello di 20 anni fa. Quindi noi eravamo un paese profondamente arretrato per ciò che riguarda la presenza di personal computer nelle famiglie. Oggi siamo forse uno dei maggiori fruitori di smartphone. Quel tipo di carenza è stata colmata saltando a pie pari il periodo del computer e arrivando direttamente all'uso dello smartphone. Cioè noi facciamo oggi con lo smartphone quello che non abbiamo fatto con il computer prima, ma abbiamo accelerato le cose. 2000 si parlava di globalismo, oggi è cambiato. La globalizzazione è altra cosa, non è solo il consentire alle aziende di proporre i propri prodotti in tutto il mondo, ma è il consentire non è solo direzionale dall'azienda al consumatore,
ma l'azienda si serve delle nuove tecnologie per accumulare conoscenza, accelerare certi processi, anche il fatto di realizzare un vaccino in tempi così ristretti è dovuto al fatto che le tecnologie e la comunicazione, l'intercomunicazione, lo scambio scientifico fra le realtà accademiche è ovviamente molto più veloce rispetto a prima. Quindi tutto questo ci presenta un mondo diverso. Poi quando parliamo di mercati, il mercato oggi fa delle valutazioni diverse, cioè nel senso, oggi ad esempio che alternative ci sono a mettere i soldi in borsa? Esatto, che alternative ci possono essere? L'immobile, torniamo l'oro, tanti chiedono. Ricordiamo che nel 2000 i tassi di riferimento, il 2001, quindi la bolla era già scoppiata, l'Euribor era 4,5, quindi c'era un'alternativa, non voglio rischiare, metto i soldi a una remunerazione. Oggi il tasso di rendimento del mondo obbligazionario, non del free risk, identifichiamo come free risk quella specie di attività o investimento scevro da rischi, privo di rischi. In realtà non esiste. Oggi il mondo delle free risk è un mondo a tassi negativi. Quindi, è difficile. Quando ne parliamo, perché c'è gente che è disposta a lasciare i suoi soldi e rimetterci tasso negativo per comprare bond tedeschi, questo è free risk. Non è più un free risk, è un piccolo rischio, cioè una piccola perdita, anzi, quindi la certezza di perderci, poco magari, piuttosto che mettere, tra virgolette, o correre rischi, perché comunque investire in attività di capitale come può essere le azioni o i titoli di debito, quindi obbligazioni emesse da aziende o anche da stati, ha connaturato una sua componente di rischio. Diciamo sempre, la diversificazione è un primo principio, cercare di metterle colloquiando con un esperto e che individua il tuo profilo di rischio e le tue esigenze. Certo, se ho bisogno dei soldi fra 3-6 mesi non posso conferire i miei risparmi in azioni, che hanno per loro natura bisogno di tempo per dare un ritorno interessante, e poi comunque quest'anno, molto dicono il boom della borsa, quest'anno, il 2020 è stato un anno che per le borse europee e italiane è stato un anno leggermente negativo, quindi al netto del cratere che si era creato a marzo ne abbiamo chiuso a -4 e l'indice europeo intorno a quei livelli lì. Ma quest'anno come si prospetta? Perché per il momento non sembrano dar segnali. Diciamo, la borsa americana, che è un po' il diapason sulla quale poi si accordano poi tutti gli altri listini, è una borsa che raccoglie ovviamente ci sono le imprese più importanti del mondo e ovviamente il denaro va lì. È una borsa che dovrebbe continuare un trend di crescita anche quest'anno, ma lo diciamo in considerazione del fatto che non ci sono alternative. Chiaro. E sembra che gli utili aziendali prodotti siano ancora sostenibili dalle quotazioni di mercato. A differenza tra le quotazioni europee e le quotazioni americane, che l'America ha comunque ancora sotto traccia un livello di inflazione che necessita di ogni anno che questo adegua, tra virgolette, il livello di prezzi delle azioni americane. Cioè c'è ancora inflazione negli Stati Uniti, poca ma ce n'è, e questo è sufficiente per adeguare a rialzo un loro naturale livello di equilibrio sui prezzi. Quando parliamo di inflazione in Europa parliamo di un'inflazione ferma allo 0, Chiaro, quindi noi abbiamo uno scenario diverso. È difficile però, questo è successo almeno negli ultimi 10 anni, concepire la diversificazione come uno strumento di difesa. Il mercato molte volte, il mercato almeno negli ultimi anni è assolutamente direzionale, scende all'unisono in maniera clamorosa e fragorosa e risale con un'altrettanta velocità. Basta una notizia per far sì che le borse quasi in maniera simultanea scendano. Quindi non c'è prevedibilità? Non c'è prevedibilità, non c'è prevedibilità. Non può, ma ne abbiamo detto anche tante volte, cioè il tempo di detenzione di un'azione è di qualche secondo per quanto riguarda un operatore professionale. Almeno 10 anni fa o 15 anni fa chi teneva un'azione la teneva, cioè, esisteva ancora la figura del cassettista che teneva le azioni per qualche anno. Oggi
impossibile che un operatore professionale tenga azioni per più di qualche secondo, comunque non è un operatore, sono algoritmi che decidono in base a tutta una serie di variabili che sono i livelli dei tassi, situazioni anche di geopolitica che accadono o situazioni anche che non c'entrano nulla con i mercati finanziari apparentemente, possono essere legati di tipo sanitario in questo caso o situazioni di altra natura. Insomma, abbiamo visto, far da soli comunque è molto difficile, resta molto difficile. È molto pericoloso. È molto pericoloso, bisogna essere informati, come dice sempre lei. E molte volte non basta. Esatto, però far da soli è un po' rischioso. Allora, noi ci aggiorniamo presto perché ovviamente abbiamo bisogno di avere sotto controllo la situazione vista l'abilità del tutto. Grazie Stefano Zara, come sempre con i consigli, i suggerimenti e gli insegnamenti che costantemente ci riesce a dare. E grazie a voi di averci seguito anche in questa puntata e come sempre noi ci rivediamo domani. Arrivederci.